Un giorno sicuramente racconteremo le gesta di questo Cagliari. Il Cagliari di Dossena, il Cagliari di Macumbu, il Cagliari di Lapadula, il Cagliari di Zito Luvumbo, il Cagliari dei gol nel finale di Leonardo Pavoletti, ma soprattutto, ragazzi, il Cagliari di Claudio Ranieri. Perché anche ieri, ragazzi, commentare quello che è successo ieri sarebbe riduttivo. Un'emozione indescrivibile. Perché quando annullano il gol del 2-0 al Sassuolo per un fuorigioco che è millimetrico, evidentemente il destino aveva già deciso da che parte stare. Perché c'è il gol al 94esimo, il pareggio meritato, perché lo meritavamo, di Gianluca Lapadula, stop di petto, tiro, gol 1-1, l'abbraccio simbolico con Claudio Ranieri. Ma il Cagliari ci insegna, ragazzi, che fin quando l'arbitro non fischia la fine della partita, bisogna buttarsi in attacco, perché Ranieri li butta dentro tutti. Giochiamo con un 3-7, cioè Mancosu, Viola, Lapadula, tutti gli attaccanti a cercare di giocarsi quella che potrebbero essere i 3 punti sperati, perché l'abbiamo già dimostrato. E improvvisamente in quegli attacchi finali mi sembra di ritornare a Parma dell'anno scorso, mi sembra di ritornare in quella sera speciale a Bari, mi sembra di ritornare alla partita di Coppa Italia col Palermo e mi sembra di ritornare alla grandissima rimonta di Frosinone. Insomma, il Cagliari di Ranieri ci ha abituato a questo. Infatti, le ultime fasi sembra un film già scritto. C'è Lovumbo che è letteralmente un uragano, butta questo pallone in mezzo, Shomurodov spizza e lì c'è lui, l'uomo del destino, l'uomo che ci ha portato in Serie A all'ultimo secondo, e in braccio c'ha la fascia di capitano, non un uomo qualunque, Leonardo Pavoletti, che istintivamente si gira, probabilmente chiude anche gli occhi, rovesciata, la palla che entra nell'angolino della porta difesa da Consigli, ed è il gol del 2-1, è il gol dei 3 punti. Lo stadio esplode letteralmente, viviamo un sogno, e in panchina c'è quel signore che veramente è senza gli occhiali in panchina, quel Claudio Ranieri che è stato capace di vincere una Premier League con l'Leicester, che quasi quasi non esulta, perché non ci crede nemmeno lui a quello che sta succedendo. Vinciamo 2-1, un'altra partita così, segno del destino non lo so sicuramente, ma Claudio Ranieri fa un altro miracolo sportivo e dice a tutti che il calcio, la bellezza del calcio è questo: fin quando l'arbitro non fischia bisogna sempre attaccare. È il sogno rossoblu, è il racconto di questo Cagliari che non giocherà la Champions, non giocherà per lo scudetto, ma sicuramente è stato capace per tante volte di far vivere, almeno per una notte, un sogno speciale e un'emozione indescrivibile ai suoi tifosi. Grazie ragazzi.